Tifosi del Napoli, ecco a voi l'esclusivo giornalista della nostra amata squadra. Sapete che il Napoli cerca sempre di migliorare e di ottenere i migliori risultati, vero? Ebbene, oggi ho una notizia bomba da condividere con voi. Quindi non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità. Secondo quanto rivelato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, Antonio Conte ha accettato l'offerta del Napoli e si appresta a diventare il nuovo allenatore della nostra amata squadra, azzurri. Proprio così, gente. Siamo alla vigilia di un importante cambiamento nello staff tecnico. Conte, noto per essere un allenatore molto stimato ed esperto, ha già dato la sua parola ed è pronto a firmare con il Napoli. È assolutamente convinto di essere l'uomo giusto per rilanciare la nostra squadra, già campione d'Italia, verso nuovi e gloriosi titoli. La palla passa ora al presidente Aurelio De Laurentiis, che attende l'arrivo dell'agguerrito allenatore di Salisburgo. De Laurentiis ha considerato anche i profili di Pioli e Gasperini, ma ha finito per accantonare Conte. I colloqui tra Conte e De Laurentiis sono già in fase avanzata. Sono stati definiti i dettagli finanziari dell'accordo, che sarà un progetto triennale a tinte azzurre. Per questa partnership, che è sempre stata prudente dal punto di vista finanziario. Del resto, il presidente sa di non potersi permettere di pagare stipendi elevati per ricostruire la squadra. Conte è esattamente il tipo di allenatore di cui il Napoli ha bisogno in questo momento. È un vero ricostruttore che sa come ricostruire le squadre utilizzando giocatori sottovalutati. Le sue cessioni saranno poche ma ben mirate, mettendo fine alle scommesse azzardate. Tutto sarà chiaro e definito, a patto che De Laurentiis rispetti il lavoro dell'allenatore e non interferisca negli aspetti tecnici. Conte vuole completa autonomia per gestire la squadra e attuare la sua filosofia. Quindi, ragazzi, aspettate qualche giorno per sapere se De Laurentiis affiderà finalmente le chiavi del Napoli a Conte, ricordando che Juventus e Milan hanno disprezzato l'allenatore. Disprezzavano il tecnico, quindi questa potrebbe essere l'occasione perfetta per prendersi la tanto attesa rivincita. Cosa ne pensano i tifosi del possibile arrivo di Conte? Lasciate la vostra opinione nei commenti, mettete un like al video e non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le notizie esclusive del Napoli. Forza Napoli sempre!